Friuli-Venezia Julie mark Holocaust Remembrance Day at the Risiera di San Saba in Trieste, the only Nazi concentration camp in Italy with a crematorium. The ceremony, held on the 81st anniversary of the camp's liberation, drew a smaller crowd than in previous years and included no school groups. Speakers, including local leaders, a rabbi, and regional governor Massimiliano Fedriga, stressed that remembrance must be sustained through education, warning that indifference and the fading of historical memory remain among the greatest dangers today. 80 anni fa, il 27 gennaio 1945, furono aperte le porte del campo di Auschwitz. This day is not a day for the Jewish community, it's a day for the human community. And in this case we don't have good results. Penso che la grande sfida oggi sia non relegare il giorno della memoria a qualcosa di passato. Sicuramente all'interno delle scuole oggi si parla di giorno della memoria e si racconta i drammi, però che anche le scuole e i ragazzi e le ragazze delle scuole possano vedere concretamente cos'era un campo dove venivano perseguitate persone, ammazzate persone, penso che sia utile anche per tradurre questo non soltanto in una nozione che si acquisisce sul libro, ma si vede concretamente i drammi che persone vere hanno vissuto anche sul nostro territorio. Riposino in pace, adagiati nei loro giacigli. Di speranza sul futuro e un impegno perché non avvengano più, non soltanto nei confronti di Israele e degli ebrei, ma nei confronti di ogni persona. E abbiamo un compito ampio e non vogliamo tirarcene indietro. Ricordare la Shoah significa restituire un volto, un nome e una storia.